Salve, piacere, Adele Di Benedetto. Io sono Franco. Allora, io ho prenotato una stanza per una settimana, sarò qui con voi. Benissimo. Mi dice anche un po' come funziona qui nell'albergo? Allora, i prezzi di questo albergo, come le avevo già detto al telefono, sono i 55 euro a persona per la mezza pensione. Ok. Abbiamo i 40 euro per la camera con la colazione, sempre a persona. Il ristorante è sempre aperto, pranzo e cena. Immagino che qui la cucina sia tipica, ma tipica però, È eh? tipica Oh, ed è meno male. interamente fatta in casa. Visto che ancora non ho fatto colazione, posso approfittare, faccio ancora in tempo? Certamente, c'è mia moglie che sta preparando un ottimo strudel. Posso seguire sua moglie in cucina mentre lo preparo? certo. Così entro direttamente in casa allora, va bene? certo. Grazie. Questo è lo strudel tradizionale di mele così come lo faceva la nonna. E la pasta è una pasta matta di acqua, farina e un po' di olio d'oliva. Viene tutto impastato a lungo finché ottengo un panetto elastico che farò riposare per almeno mezz'ora e è avvolto nella pellicola trasparente per far sì che non si secchi in superficie. Per quanto riguarda il ripieno, utilizziamo circa 6 mele, rappatura di limone, cannella, pinoli, zucchero, l'uvetta che ho precedentemente messo a bagno in acqua calda, un bicchierino di rum. In una padellina farò sciogliere un pezzetto di burro in cui tosterò del pan grattato e dopodiché mescolo tutto insieme. Quindi su un canovaccio pulito e infarinato tirerò questo panetto senza l'utilizzo del mattarello. Cerco di dare una forma rettangolare, dispongo il ripieno su 3/4 della superficie della pasta e a questo punto inizio a confezionare lo strudel ripiegando sul ripieno l'estremità della pasta, poi aiutandomi col canovaccio lo arrotolo, spennello tutta la superficie del dolce. A questo punto possiamo infornarlo per circa una mezz'ora a 180 gradi. Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo avere un po' di informazioni, sono appena arrivata Sì. qui a Sauris e vorrei trascorrere una giornata sulle piste senza cadere, se ci riesco. Certo. Senta, allora innanzitutto quanto costa lo ski pass? Lo ski pass possiamo farle o il giornaliero se ha intenzione di sciare tutto il giorno, oppure che costa 21 euro, Ok. oppure può fare dalle 5 alle 2 ore, quindi da 19 ai 14 euro, insomma dipende lei quanto ha Da intenzione di quanto sciare. posso sciare? Io sono principiante, quindi non sono è proprio perfetto, insomma. espertissima, ecco, si Eh, presta molto questa Sì, questa noi stazione puntiamo sciistica. soprattutto sulle famiglie e sui principianti, anche per la tipologia di piste da sci che abbiamo un occhio di riguardo per chi vuole fare una sciata in tutta tranquillità. Meno male, quindi insomma è una stazione sciistica Sì, molto sì, adatta sì. alle famiglie e anche ai bambini, immagino, Esatto, giusto? infatti abbiamo questa pista qua di Sauro di Sotto che è molto semplice per imparare anche a sciare, oppure ne abbiamo una un po' più difficile a Sauro di Sopra, dove c'è anche un campo scuola con un tappeto dove solitamente la scuola si organizza dei corsi per i bambini o O come per magari il lei. principiante come me. Perfetto, allora ci vediamo domani, lei è? Francesco. Piacere Francesco, Adele. A Ciao, domani a presto. allora, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Senta, ma io sono meravigliata, veramente questo è un posto eccezionale, delle sculture bellissime, Grazie veramente. mille per i complimenti. Posso chiedere un po' di informazioni, Certo. soprattutto su queste opere, ecco, come vengono un po' realizzate e quello che fate proprio voi all'interno di questa piccola attività, ma penso che sia anche molto importante qui a Sauris. Beh, sicuramente per la vallata è molto importante nonostante sia molto piccolina. Noi realizziamo dai mobili su misura alle sculture, agli intagli, alle decorazioni. Siamo 3 fratelli e lavoriamo da 20 anni assieme. Essendo fatte a mano sono pezzi unici, per quanto io possa replicarle non saranno mai uguali l'una all'altra. Sono Benissimo. curiosa veramente di vederti un po' all'opera. Se hai piacere ti porto in laboratorio dove realizzo Sì, le maschere. va benissimo. bene, ti seguo allora. Prego.
anche lei. Provo? Oddio! Con mano, Così, prende ecco. il mazzuolo sulla destra e inizia a battere. Mamma mia! Ecco, quello è il sistema giusto. Buongiorno! Buongiorno, Senta, vorrei una birra, visto che so che qui a Sauris c'è una birra molto particolare e speciale. piccola o giusta? 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 Buonissima, veramente ottima. Senta, ma per scoprire un po' come nasce questo prodotto, posso chiederle le informazioni? È capitato nel momento proprio giusto dove abbiamo Massimo che è il mastro birraio. Ah, piacere, Adele! Piacere Massimo. Posso sapere come nasce la birra di Sauris? Se vuole posso accompagnarla che è qua di fuori e le mostro come viene fatta e prodotta la birra. Va bene, volentieri. Allora facciamo così, ho visto che qui si mangia anche, se non sbaglio, vero? Ah, certamente. Allora magari posso ritornare tra un po' per pranzo così mangio qualcosa, un piatto tipico. Lo aspettiamo. Vediamo dopo. Lo aspettiamo. Alla tua allora, Ma come mai una birra Sauris? Guarda, non fa parte di quella che è la nostra tradizione, però abbiamo avuto la fortuna di avere un certo tipo di lungimiranza, se vuoi, in quanto ci siamo accorti che quando da ragazzi facevamo la birra a livello personale in casa, ci siamo accorti che l'acqua di Sauris andava molto bene per fare questa tipologia di birra e da lì abbiamo fatto degli ulteriori studi e abbiamo cominciato a produrre questa tipologia di birra perché andava bene un po' con tutti i prodotti. Facciamo una bionda che va bene per tutte le situazioni. Abbiamo le altre tre che hanno un altro carattere. Abbiamo la rossa Vienna che è leggermente caramellata e adatta per le donne che magari non gli piacciono le cose troppo luppolate. Terzo prodotto, la birra alla canapa. Questo qua è il nostro fiore all'occhiello, quanto si distingue per il suo carattere a erbaceo canaposo. Poi abbiamo la birra affumicata. Oh, mamma mia, come il formaggio Esatto, affumicato, la esatto. birra affumicata. Questa tipologia di birra qua si presta molto bene con quelli che possono essere le costate, gli spezzatini. Insomma, mi sembra di capire 4 birre, una diversa dall'altra, quindi un po' anche prodotti unici. Io ti ringrazio allora per l'informazione, per questo viaggio nel mondo della birra che veramente mi ha incuriosito. Devo dire che è veramente buona e me la finisco a questo punto. Grazie. È andato tutto bene? Benissimo, grazie dell'informazione, è veramente un ottimo prodotto la birra di Sauris, devo dire. Allora, ho dato una bella Sì, indicazione. sì, una bella indicazione, però adesso veniamo a noi, visto che è ora di pranzo e qui si mangia bene. Prima vi ho chiesto un piatto tipico proprio qui di Sauris, ma anche della sua osteria. Cosa mi propone? Sì, proponiamo il nostro territorio con i prodotti tipici, con gli affettati, salumi, prosciutto, specco, socollo, pancetta, salame, Mamma lardo, mia, tutto in un unico piatto? Lo facciamo in un unico piatto. Va bene, allora prendo sicuramente questo piatto. Faccio io? Sì, sì, faccia lei, mi fido di lei, visto le indicazioni che sono state ottime. Benissimo. Va bene? Grazie. Benissimo. Eccoci arrivati. Oh mamma. Ecco qua. Ah, che il meraviglia. nostro piatto come ti ho descritto prima, ma Mamma posso mia. descrivere ancora meglio adesso. Sì, no, adesso mi devi proprio, anzi, ma come si chiama? Visto ci siamo dati del tu, del lei, come si chiama? Io mi chiamo Flavio. Flavio, piacere, Adele. Allora, io Flavio. Benissimo, piacere. Allora, spiegami un attimo cosa è racchiuso in questo piatto. Qui abbiamo la pancetta stesa, il salame, la coppa o socollo e il lardo speziato, un'altra bella caratteristica mia. qua del posto. Flavio, allora io ti ringrazio, a questo punto non mi resta altro che immergermi nei sapori di Sauris, Buon veramente grazie. Mi scusi, ma mi tolgo una curiosità, ma io l'ho vista già a Pozza, è possibile? Ma sicuramente, un posto bello come questo. Come mai da Ponza la ritrovo a Sauris?
Io vivo a Udine, molto vicino rispetto a Sauris, questo è un posto straordinario. Senta, ma mi scusi se sono un po' spacciata, siccome sono arrivata ieri e mi sono innamorata di questo posto perché veramente è un'altra meraviglia della nostra nazione, posso chiederle qualche informazione? Certo, con piacere. Si vuole accomodare? Ma come no, grazie. Sta mangiando cose ottime, immagino. Buonissimo. Immagino. Senta, magari dopo, visto che è una bellissima giornata, mi accompagna a fare una passeggiata per Sauris? Con grande piacere. Intanto però ho promesso a Flavio che devo finire assolutamente questo tagliere. E non sarà difficile. No, è buonissimo, veramente. Intanto come si chiama lei? Io mi chiamo Claudio. Adele. Ciao, piacere. A questo punto io pian pianino mi finisco questo, così Con poi piacere. magari iniziamo la nostra E poi passeggiata. facciamo la nostra passeggiata. Va bene, ti ringrazio. Ciao, buon pranzo. Ciao, grazie. Ciao. Claudio, mi puoi dire un po' qualche curiosità su Sauris? Perché io veramente è la prima volta che vengo qui e me ne sono innamorata, è proprio un posticino delizioso, veramente poi bellissimo anche da un punto di vista del paesaggio. Ma lo è, credo sia un posto adatto alle famiglie, adatto ai bambini che vivono qui in libertà e senza pericoli, che possono conoscere la natura facendo passeggiate d'estate e d'inverno. D'estate con le pedule e d'inverno con le ciaspole, possono sciare, ci sono posti meravigliosi, c'è una gastronomia e dei prodotti naturali che stai in questo momento apprezzando. Io credo che sia un posto consigliabile a tutti e credo che questi valga la pena scoprirlo. Ci sono molte cose, qui c'è un museo che contiene tutti i reparti della guerra mondiale, come i soldati dell'una e dell'altra parte hanno vissuto questa infelice ma per certi versi straordinaria esperienza. Forse gente che non si sentiva ostile tra di loro e che ha confidato pensieri, ci sono lettere, ci sono strumenti di cucina, ci sono tutta una serie di Quindi ricordi. si leggono un po' tutte le diverse chiavi poi di un momento importante della Questo storia. era un posto di grande cultura, quindi forse ancora oggi che siamo nella globalizzazione totale e forse non è rimasto indenne neppure Sauris, però qui si riscoprono ancora un po' di questi valori e forse questo aiuta. Buonasera. Buonasera. Senta, una curiosità, passeggiando per Sauris ho notato che è un paese quasi interamente di legno e poi ho notato anche una meravigliosa casa qui su, ma le costruite voi? Le costruiamo noi. Beh, complimenti, veramente una Grazie. più bella dell'altra. Richiede molta manutenzione una casa in legno. Ovviamente è una casa tipo baita, se vogliamo in un ambiente di pianura, diciamo, che abbia sempre quella tonalità col gusto italiano, bisogna ogni 12 anni dargli una rinfrescata con i prodotti Adatti. sì. Sono antisismiche? Sono Quindi completamente sono sicure? antisismici. Beh, vivere nel legno è proprio il Esatto. giusto nome. Io intanto la ringrazio, è stato un piacere. Come si chiama? Io sono Gianni. Gianni, Adele. Allora, a I presto. nostri numeri sono lì. Perfetto, la ringrazio. Di nuovo, Grazie. arrivederci. Buonasera signora. Senta, passeggiando per Sauris ho scoperto che c'è l'albergo diffuso, ma in cosa consiste? Allora, l'albergo diffuso può essere considerato un albergo in senso orizzontale, dove gli alloggi sono ricavate in antiche strutture, diverse tipologie, dal monolocale all'appartamento con 8 posti letto, non soltanto Sauristi sopra, Sauristi sotto e anche alla Teis. Ci sono magari delle convenzioni con i ristoranti oppure magari si può anche cucinare all'interno degli appartamenti? Come funziona? Allora, tutti gli appartamenti intanto sono forniti di blocco cottura, quindi sono autonomi. Ecco. Hanno la fornitura della biancheria da letto, bagno e cucina, la pulizia infrasettimanale, finale, tutti i consumi inclusi. Abbiamo anche il servizio internet, come servizio extra la colazione che portiamo al mattino tramite un cestino con dei prodotti tipici e fra poco inaugureremo anche una spa proprio per i nostri ospiti. Beh, insomma, veramente tanti cerchiamo, servizi. Insomma, di essere abbastanza siete operativi sempre per loro. aperti, quindi? Siamo aperti tutto l'anno. Magari ne faccio un pensierino per Grazie, quest'estate, va molto bene? gentile, magari noi saremo molto lieti di poterla avere come ospite. La ringrazio intanto, è stata Grazie a lei, gentilissima, arrivederci. Arrivederci.
signorina. Senta, visto Prego. che il formaggio di Malga è così famoso, da quando sono qui a Sauris e tutti parlano di questo formaggio Sì. e ne ho mangiato anche parecchio, molto molto buono, però Sì. mi può dare un po' di consigli? Vorrei acquistare proprio un formaggio tipico vostro. Da noi può trovare sicuramente i formaggi dell'alpeggio appena monticato. Il nostro forte comunque rimangono sempre questi formaggi stagionati. Ecco, questo è uno stravecchio, è dell'anno scorso, ha 18 mesi di stagionatura ormai, è un formaggio al latte crudo ed è particolarmente saporito proprio perché è un formaggio appunto al latte crudo, quindi non pastorizzato. Ma mi tolga una curiosità, forse Prego. è una domanda che le fanno un po' tutti, ma Sì. cosa significa il formaggio di Malga? Cioè, qual è Allora, la sua proprio particolarità? Allora, il formaggio di Malga è un prodotto fatto a una certa altitudine. Parliamo di 1600-1700 metri d'altezza mediamente in tutto l'arco alpino carnico. ok. Le mucche possono pascolare libere, sono tra virgolette in vacanza e quindi mangiano erba di molteplici tipi, fiori e tutto il sapore che viene praticamente dato da quest'erba viene trasmesso attraverso il latte che poi viene trasformato in formaggio e quindi è la risultante del prodotto finale. Un prodotto veramente genuino. Perché Assolutamente artigianale e esatto. assolutamente genuino, proprio perché non c'è il processo di pastorizzazione che si frappone fra la mungitura e la produzione del formaggio. Le faccio assaggiare un qualcosa di più fresco, di produzione di ottobre. Mamma mia. Senta, ma voi ricoccolate i clienti così, veramente... Sì, anche se io tendenzialmente tendo a coccolare più i formaggi che i clienti. Beh, complimenti comunque, Grazie, guardi, grazie. vado con gli acquisti sicuramente, intanto grazie. Noemi, Sauris devo dire che è veramente un posto meraviglioso e sto scoprendo giorno dopo giorno tante belle cose. Adesso mi hai portato qui, siamo vicino al lago praticamente. Vero, sì, siamo sul lago di Sauris, nella frazione di Lamaina, e adesso dietro di te lo puoi vedere oggi particolarmente verde, splendente. Qual è il periodo secondo te che dici io verrei in questo periodo? Ma ovviamente l'estate è il momento di maggior turismo, credo che sia piuttosto normale, e l'inverno con l'apertura degli impianti da sci. Io personalmente adoro l'autunno, il primo autunno soprattutto, da settembre, ottobre, Sauris ogni giorno si trasforma con colori nuovi. Senti Noemi, ti va di accompagnarmi magari per il centro storico così mi spieghi anche un po' quella che è la costruzione tipica di questo posto? Ma sì, volentieri. Va bene, ti ringrazio, allora andiamo. Noemi, la particolarità delle abitazioni di Sauris qual è? Perché veramente, come ti dicevo prima, sono una più bella dell'altra ma anche molto particolari. Ti faccio vedere questo stavoletto che è molto curato, in cui puoi notare benissimo l'incastro dei tronchi di legno del primo piano, che si chiama Blockbau, che è un nome tedesco, e sono incastrati, proprio hanno un particolare scavo che li rende inamovibili. Sì, sono resistentissimi, hanno tutti resistito a terremoti. Le abitazioni poi vedo anche che sono un po' diverse l'una dall'altra, nel senso ci sono tante, la maggior parte sono in legno, però ce ne sono anche alcune in pietra. C'è un significato, qual è la differenza sostanziale? Beh, sostanzialmente le case in pietra erano quelle che nel 7-800 erano delle famiglie più facoltose in qualche modo. Senti Noemi, ma a questo punto, visto che è quasi ora di pranzo e quindi io vado magari alla scoperta anche della parte gastronomica di Sauris, tu che lavoro fai? Io sono la bibliotecaria in questo paese, tengo aperto la biblioteca e il centro storiografico, sì. Okay, quindi... E soprattutto sono mamma e casalinga. Quindi se ci sono turisti rompiscatole possono venire anche da te alla biblioteca. Noemi, ti ringrazio per la simpatia, grazie. Grazie. Prego. Avete dei piatti particolari veramente, innanzitutto i primi mi incuriosiscono, ad esempio le tagliatelle alla farina di castagne con pere. Altrimenti potremmo assaggiare anche questi ravioloni autunnali
con la zucca, pruni amaretti. Se vuole iniziare magari con un po' di prosciutto e speck di Sauris. No, quelli già li ho mangiati, sono ottimi. Allora, mi dica. tutto questo le consiglio il frico con la polenta. È un nostro piatto tipico. Ah, va bene, La allora prendo polenta come questo. contorno. Va bene, frigo di patate Va con bene. polenta. Vediamo. Veramente ottimo, veramente grazie del consiglio. Beh, ho visto anche dei menù insomma abbastanza tipici del posto, quindi... Cerchiamo di fare una cucina tipica, però elaborandola un po'. Ma in cucina c'è una chef donna o uomo innanzitutto? Donna. Donna? È mia vabbè, moglie. è sua moglie. Posso chiederle magari la ricetta a sua Sì, moglie? dopo volentieri. Vado a fare il fricco di patate con la polenta. Gli ingredienti sono, per il fricco, 150 g di formaggio fresco, 180 g di patata lessata e schiacciata. Per la polenta invece 400 g di acqua bollente, un pizzico di sale e 100 g di farina di polenta. Scaldiamo bene il pentolino, antiaderente deve essere, se no il formaggio si attacca. Andiamo a mettere il formaggio, le patate, un pizzico di sale e andiamo a schiacciare con un cucchiaio di legno per amalgamare tutto. Nel frattempo mettiamo su l'acqua per la polenta e continuiamo a girare il fricco finché non è ben sciolto il formaggio. Quando l'acqua bolle andiamo a mettere la farina di polenta girando continuamente e la lasciamo cucinare per una ventina di minuti. Il fricco è pronto. Guarniamo con un rametto di rosmarino e il piatto è pronto. Signor Petris, innanzitutto io la ringrazio perché mi ha accolto e vorrei a questo punto chiederle un po' di informazioni sui suoi prodotti. Io ho avuto modo in questi giorni di assaporare veramente il gusto del prosciutto, ma non solo, perché ho visto insomma che fate tanti salumi. Però a questo punto ho una domanda veramente: qual è il segreto, anche se non me lo può svelare, del prosciutto di Sauris, il prosciutto Wolf? Il segreto è che ogni cosa si deve farla nella semplicità e non deve essere alterato da altre come spezie, anche come additivi, come tante altre cose. Ho voluto mantenere ancora la fumicatura con i legni, anche il legno deve essere tagliato nel momento giusto, che deve essere asciutto, non deve essere bagnato, se no fa catrame, sono tutte piccole cose che poi determinano anche la qualità. E poi nella stagionatura deve dargli l'ambiente giusto. Ecco, ad esempio, quanto un prosciutto, il vostro prosciutto, quanti mesi ha di stagionatura? Di solito minimo è 12 mesi. Minimo 12 Sì, mesi. dopo più è anche voluminoso, ci vogliono anche 14 o 16 mesi. Però l'ideale è un prosciutto medio 12-14 mesi. Però il vero segreto qual è? Me lo dice? Senz'altro la materia prima. Sì. E poi c'è l'aria che influisce anche quella, perché a Sauris in questa altitudine, anche dove è aria pura, c'è anche questo che porta che non sono certi enzimi che aiutano a avere questo prodotto con questo gusto. Questo è il segreto, che il prodotto non quando lo metti in bocca che è buono, cosa ti lascia in bocca? È vero, e sicuramente lascia la voglia di ritornare, perché evidentemente sì, è un buon prodotto. Poi oltre al prosciutto insomma ho avuto modo di mangiare anche il lardo, il colatello, veramente tanti prodotti. Senta, io la ringrazio allora per queste informazioni, ne approfitto a questo punto per fare un po' di acquisti, così me li riporto, porto un po' di sapori di Sauris e di Wolf nella mia zona. Va bene? Spero di rivederla. Sicuramente, io Sì. intanto la ringrazio, è stato un piacere. Buongiorno. Io ho
cerco il signor Domini. Sì, sono io. Ah, piacere. Buongiorno. Adele, Piacere, è una Albert. settimana che io mangio le sue confetture, devo dire buonissime. Se posso rubarle qualche minuto, bene. magari così le chiedo un po' di informazioni. Ci accomodiamo? Le Certo, va? si accomodi. Ok, grazie. Ma fate solamente confetture? No, la nostra azienda più che altro produce tutti i frutti di bosco il periodo estivo. In particolare, quali sono poi i gusti? Fragole, lamponi, sicuramente Facciamo sì. mirtilli, Quelle le un po' più more, le particolari. fragole, lampone rabarbaro e menta, sambuco, la pera e aronia, sono cose particolari. Abbiamo una nuova composta che abbiamo fatto quest'anno che l'abbiamo chiamata Mogado, che è a base di fragola e uva moscato. E dopo facciamo anche dei sciroppi da allungare con l'acqua, sciroppo di sambuco piuttosto che fragole, mirtilli e lamponi, e dei nettari, sono dei succhi multivitaminici da bere. Ma all'interno di questi barattolini, quindi di confetture, oltre i frutti di bosco, che altri ingredienti ci sono? Allora, noi utilizziamo zucchero di canna, quindi abbiamo la frutta che coltiviamo noi, minimo 70%. Quindi allora, è un prodotto a tutti gli effetti naturale e esatto, genuino, è un insomma, prodotto rimane naturale, inalterato. come lo faceva una volta la nonna. Quanto costa più o meno un barattolino? Dammi un'indicazione così Siamo almeno intorno ai faccio 4, due calcoli. 4 € il barattolino. Ah, vabbè, insomma, si può fare, Quindi- si può fare. Io intanto ti ringrazio e acquisto sicuramente Ok. le tue confetture. Grazie mille. Bene signora, ha deciso? Allora, guardi signora, facciamo così, se mi dà un aiuto le sarei grata perché ho visto che fate tanti piatti. Sì, ci sono i triangoloni al formaggio Frant, ci sono i gnocchetti di Sauris con lo speck e il burro fuso, oppure ci sono i chersons alle erbe di campo. Oddio, ho un po' l'imbarazzo della scelta. Senta, però, non li conosco. Charsons si chiamano così proprio? Chersons. Perfetto, allora prendo questi, alle erbe di campo e ricotta. Va bene, d'accordo. Signora, le sono piaciuti? Guardi, buonissimi, Mi fa veramente piacere. un piatto eccezionale. Beh, complimenti anche perché il ristorante, a parte che ha una vista eccezionale, posso sapere invece la ricetta di questo piatto? Guardi, c'è mia sorella che sta facendo giusto i chersons adesso in cucina. Se vuole la invitiamo in cucina 2 minuti e gliela spiega. Va bene, allora al tempo che finisco questo raggiungo sua sorella. Va bene, Grazie. Bene, prepariamo i chersons. Qui c'è 1 chilo di farina bianca, 3 uova, poi ci mettiamo un pizzico di sale fino, un goccio d'olio. Questi sono degli spinaci precedentemente lessati e passati al mixer. Poi precedentemente ho fatto anche bollire delle patate lesse per rendere la pasta un pochino più elastica, tende a sfaldarsi molto. Nel frattempo prepariamo il ripieno invece. Prendiamo il burro, lo mettiamo a rosolare assieme della cipolla e dell'aglio. Ci aggiungiamo gli spinaci e li facciamo rosolare per bene. Poi ci aggiungiamo il sale, un po' di cannella, la ricotta fresca, un po' di ricotta affumicata di malga e alla fine ci aggiungiamo 2 mele. Riprendiamo la pasta che abbiamo lasciato riposare più o meno per mezz'ora, la lavoriamo un pochino, all'interno ci mettiamo il ripieno che abbiamo preparato e lasciato un pochino raffreddare, conditi con del burro fuso dove viene aggiunta della farina di polenta, farina di mais e una spolverata di ricotta affumicata. La vacanza qui a Sauris purtroppo è finita. Prima di ripartire però vediamo quanto ho speso questa settimana. Albergo ho speso 55,5 € pensione per un totale di 330 €. Lo ski pass giornaliero 21 €. Ristoranti medio ho speso 25 € al giorno per un totale di 175 €. Spese varie 100 €. Totale 626 €. Io vi do appuntamento la prossima settimana per una nuova vacanza da condividere insieme. Sarò precisamente a Ravascletto, ovviamente Regione Friuli. Come dico sempre, viaggiate insieme a me.